Arriva in Consiglio dei Ministri il decreto con gli aiuti alle imprese, lo Stato si farà garante dei prestiti, ma il decreto conterrà anche le norme per il rinvio delle scadenze fiscali. Annalisa Azzurro. Prestiti completamente garantiti per le imprese grandi o piccole da ottenere in pochi giorni da restituire in 6 anni, ma anche il rinvio delle ormai imminenti scadenze fiscali. Sono questi i pilastri del decreto liquidità atteso oggi in Consiglio dei Ministri. Saranno le banche con la garanzia di SACE a erogare i finanziamenti alle aziende, circa 10 miliardi in grado di iniettarne 200 nel sistema economico. Fino a 800.000 euro il governo punta a garantire i soldi al 100%. Quanto alle piccole imprese e ai professionisti potranno ricevere fino a 25.000 euro entro una soglia di un quarto del fatturato 2019. I soldi arriveranno anche attraverso l'apposito fondo di garanzia per le PMI, la cui dotazione dovrebbe salire a 7 miliardi. Potranno accedervi le aziende fino a 499 dipendenti. Nella bozza del decreto previsti sgravi fiscali come crediti d'imposta per gli acquisti di mascherine e disinfettanti. Un altro capitolo del decreto liquidità riguarda gli adempimenti fiscali del 16 aprile e del 16 maggio. Palazzo Chigi punta a sospendere i pagamenti di IVA, ritenute e contributi per i 2 mesi. Nel provvedimento dovrebbe trovare spazio anche un rafforzamento del Golden Power, il potere che il governo si riserva per difendere le nostre aziende strategiche, anche quelle del settore alimentare, dalle scalate stranieri ostili. Dovrebbe arrivare invece dopo Pasqua il pacchetto lavoro con il reddito di emergenza, il rifinanziamento della cassa integrazione e l'aumento da 600 a 800 euro dell'indennizzo agli autonomi. E andiamo a Palazzo Chigi per gli ultimi aggiornamenti sulla riunione del Consiglio dei Ministri, iniziato poco fa. In diretta per noi c'è la nostra inviata Ilaria Capitani. Buongiorno Ilaria. Buongiorno a voi. Infatti il Consiglio dei Ministri è cominciato mezz'ora fa, dunque un'ora di ritardo, preceduto da 2 riunioni. La prima una cabina di regia tra governo e opposizioni che continuano a lavorare anche sul decreto che dovrà essere varato ad aprile a sostegno di famiglie e lavoratori, e poi un'altra riunione presieduta dal Premier Conte con il Ministro dell'Economia Gualtieri, il Sottosegretario Fraccaro e i capi delegazioni dei partiti di maggioranza, e questa è la riunione che si è protratta più del previsto, segno che ci sono ancora nodi da sciogliere su questo decreto liquidità da dare alle imprese.